Pochi secondi al via di questo appuntamento centrale per il pomeriggio qui all'Arcoveggio di Bologna, il premio Zenone, una dotazione di 9.900 euro, corsa riservata a cavalli europei di 3 anni, vincitori da 2.000 a 10.000 euro in carriera, partenza con l'autostart che adesso sta richiamando con i lampeggianti i concorrenti a seguirla nel suo movimento. Quindi i cavalli si stanno allineando, andiamo a vedere il campo dei partenti. Il numero 2 Indaco KB Fonte è ritirato, quindi ne rimangono solamente 5 al via, con il numero 1 Indiana Palcav Edoardo Baldi, con il numero 3 Ines dei Greppi Carmine Piscoglio, con il numero 4 India del Ronco Felice Facci, con il numero 5 Ispanico LJ di Giuseppe De Filippis e poi Ibanez Bay con Marino Lovera. La macchina è a metà della curva, l'allineamento è ancora assolutamente da perfezionare, ma ovviamente c'è chi partirà un pochettino più lanciato rispetto agli altri e chi invece rinuncerà alla partenza, cosa che sembra fare India del Ronco, perché in effetti quando la macchina è già pronta all'abbrivio per la partenza, India del Ronco rimane dietro a tutti. Davanti a tutti ci va invece la cavalla più appoggiata al gioco, Indiana Pal Cav, che alla sua destra si ritrova Ispanico LJ, che prova prima a trovare un parcheggio in seconda posizione, cosa che non riesce a fare per l'inserimento del numero 3 di Ines dei Greppi, che segue il leader Indiana Palcav. 14-1 per la partenza, tutt'altro che al rallentatore, e nel senso che Edoardo Baldi ovviamente ha dato libero sfogo alla propria femmina, che adesso arriva ai 400 metri trascorsi in 29. Ha preso un attimo in mano, ma comunque l'andatura è rimasta comunque sollecita. Primo posto, ripetiamo ancora, per Indiana Palcav, Ines dei Greppi in seconda posizione, è riuscita a parcheggiarsi in terza posizione Ispanico LJ, e dal fondo, dietro Ibanez Bay, comincia a muovere a destra quello che è un cavallo atteso, India del Ronco. 600 metri in 45 e spiccioli e siamo davanti alle tribune con Indiana Palcav che modera adesso l'andatura. Infatti abbiamo un paletto molto comodo, comunque in 15-2, comunque sempre di questa categoria, è Indiana. E India del Ronco incomincia a fare la voce grossa, incomincia ad avvicinarsi a quella che è la seconda posto di Ines dei Greppi, e da lì puoi prendere il lancio per andare sui primi. 15-2 è il parletto e 15-9 invece il tempo di questo primo chilometro. Ovviamente Indiana Palcav incomincia a fare sul serio, quindi Edoardo Baldi incomincia ad accelerare le falcate della sua femmina, rimane sempre a destra della seconda India del Ronco, ma non riesce a muoversi più di quello. Riparte in terza ruota Ispanico LJ quando siamo a metà dell'ultima curva. Siamo a metà dell'ultima curva, sembra in controllo Indiana Palcav con Edoardo Baldi, si entra in retta d'arrivo, Indiana Palcav sembra poter gestire, prova a inserirsi all'interno Ines dei Greppi, fuori, prova ad arrivare Ispanico LJ, ma non c'è tempo di provare a insidiare Indiana Palcav, che se la porta a casa. 1.15.2 è il ragguaglio chilometrico, 2.01 e qualche spicciolo per fare tutto il rotolo per quello che è l'allievo di Edoardo Baldi, che è alla guida, che è anche al training, questa bella figlia di Nadal Shiba e Blenda MP, che vince questo premio Zenone. Al secondo posto abbiamo il numero 3 di Ines dei Greppi, che precede il numero 5 di Ispanico LJ, al quarto posto il numero 6 di Ibanez Bay.